Ciao a tutti, bentornati sul canale, bentornati soprattutto alla rubrica Che fine hanno fatto. E oggi, come vedete qui dall'album della stagione 92-93, parliamo della Fidelis Andria che tra l'inizio e la fine degli anni 90 ha disputato ben 6 campionati di Serie B, gli unici al momento della squadra pugliese in cadetteria. Tra l'altro la storia della Fidelis Andria è abbastanza recente, quantomeno ad alti livelli. Pensate che la parola Fidelis associata alla città di Andria viene addirittura da Federico II di Svevia, che di ritorno dalla Sesta Crociata fece apporre una scritta proprio all'ingresso della città di Andria, una frase molto lunga in latino che potete ritrovare tranquillamente su internet, che celebrava proprio la fedeltà dei cittadini della città di Andria. E così, quando è stata fondata la squadra di calcio, ovviamente non durante le crociate ma ben dopo, gli fu assegnato il nome di Fidelis Andria, che è rimasto poi finora, a parte qualche anno all'inizio degli anni 2000, in cui dopo, a metà degli anni 2000, in cui dopo il fallimento fu chiamato in un altro modo, solo con Andria. La Fidelis Andria arriva in Serie B un po' a sorpresa, anche se era una squadra ben costruita per la Serie C. Alla fine della stagione 91-92, seconda in classifica dietro alla Ternana e davanti al Perugia, che era una delle grandi favorite del girone B della Serie C1. Pensate tra l'altro che goduria per la Ternana, per i tifosi della Ternana, avere la loro squadra promossa e i rivali del Perugia beffati fondamentalmente da una squadra più piccola, di una città più piccola come Andria. Stadio degli Ulivi di Andria, prima stagione 92-93, eccola qui, presidente Proto, il presidente Fuzio, scusate, Proto era quello dell'Atletico Catania. Andatevi a ripescare il video dell'Atletico Catania, che ha fatto parte anch'esso di questa rubrica. E questo è l'allenatore Mario Russo. Questa è la squadra, la prima Fidelis Andria in Serie B. Io vi leggo qualche nome, io me ne ricordo abbastanza, mi ricordo 40, che giocava col numero 4, centrocampista, che tirava bene da fuori area. C'è Gianluca Petrachi, che ha giocato anche in Serie A, che oggi è direttore sportivo. C'è Mauro Nardini, che aveva giocato in Serie A con il Cagliari, ma soprattutto c'è il bomber Vittorio Insanguine, che era un po' il protagonista principale della Fidelis Andria al suo primo campionato di Serie B. Una Fidelis Andria che ottiene una salvezza abbastanza sofferta. Tra l'altro cambia allenatore, arriva il più esperto Rumignani, che dà vita ad una bella rimonta nella seconda parte di campionato. Mi ricordo bene all'ultima giornata la vittoria dell'Andria contro la Reggiana, già promossa. Inutile la vittoria della SPAL contro il Verona, la SPAL partita con grandi ambizioni, con giocatori anche da Serie A, che torna immediatamente in Serie C, e la Fidelis Andria si salva un po' a sorpresa, ma comunque meritatamente, e resta in Serie B anche per la stagione 93-94. Adesso vi faccio vedere, tanto vi ho portato anche altre due immagini della Fidelis Andria in Serie B, che adesso vi vado a mostrare, perché proprio nel campionato 93-94 arriva il miglior piazzamento della squadra pugliese in Serie B. Tra l'altro c'è anche la sfida storica contro la Fiorentina. A ottobre finisce 0-0 ad Andria, quindi l'Andria ferma la Fiorentina. Tra l'altro vedete anche messe insieme nell'album, vedete Fidelis Andria e Fiorentina. Questa è la Fidelis Andria della stagione 93-94, finisce 3-1 la partita di ritorno a Firenze. Ci sono dei nomi anche qui che poi hanno fatto un po' più di carriera. C'è il portiere Mondini, che ha giocato con il Vicenza in Serie A, c'è Roberto Ripa, difensore, c'è Filippo Masolini, che ha giocato per lo più in Serie B e che era un gran rigorista, e l'allenatore è sempre Rumignani, no, è Perotti, allenatore Perotti. La Fidelis Andria non solo si salva, ottiene la salvezza, ma addirittura arriva a 4 punti dal quarto posto, quindi dalla Serie A. Arriva nona in campionato, ed è il miglior piazzamento della Fidelis Andria nella sua storia in Serie B.
e riesce a salvarsi. Una salvezza tranquilla arriva anche l'anno dopo, che è l'ultima foto che vi ho portato per oggi, per questa puntata. Si salva tranquillamente anche nella stagione 94-95, eccola qui, Fidelis Andria 94-95, allenatore Bellotto. Ecco qui i giocatori, storico scudetto della Fidelis Andria, tra l'altro fondata nel 1971, quindi anche di fondazione piuttosto recente. Nel 95-96 arriva la retrocessione in C1. Non bastano anche in questo caso tentativi di rimonta. All'ultima giornata l'Andria perde in casa del Genoa, mentre il Brescia, che era partito, pensate, per dominare il campionato, si è ritrovato invischiato per non retrocedere. Il Brescia vince la sua partita a Cesena e la Fidelis Andria retrocede. È un'esperienza brevissima in C1, perché stravince il girone B della C1, torna in Serie B, vi disputa altre 2 stagioni, 97-98 con salvezza conseguita, 98-99 un'annata rocambolesca. È uno svizzero, un italo-svizzero, il primo allenatore della stagione 98-99, Morinini, che viene poi esonerato. Torna Rumignani, che prova a salvare la squadra. Mi ricordo una bella rimonta nel girone di ritorno, tante vittorie che però non bastano, perché arriva troppo stanca la Fidelis Andria alla fine dell'anno, retrocede in C1, e quello, il 98-99, è l'ultimo campionato ad oggi dell'Andria in Serie B. Ci sono state varie peripezie, tra l'altro con una retrocessione anche piuttosto immediata anche in C2. Non è più riuscita l'Andria a tornare competitiva per la promozione in Serie B. Ha vissuto delle annate in Serie B, ha vissuto poi il fallimento, la ripartenza dai dilettanti. Oggi si trova in Serie D. Tra l'altro, quando io sto registrando questo video, a metà novembre più o meno del 2024, l'Andria è in rimonta nel suo girone della Serie D. Era partita maluccio, con qualche sconfitta e qualche pareggio, adesso sta rimontando a suon di vittorie, è ai primi posti della classifica, lotta a quanto sembra per il ritorno in Serie C, girone con le squadre pugliesi ovviamente, e vedremo quale sarà il risultato finale della squadra pugliese, che negli anni 90 è stata una grande protagonista del campionato di Serie B. Vedremo se quantomeno riuscirà a ritornare protagonista in Serie C. Vi invito a seguire la pagina della Fidelis Andria sui social, su Facebook, credo anche su Instagram, tanto basta scrivere nella barra di ricerca Fidelis Andria. È una pagina molto ben aggiornata, anche molto attenta alle esigenze dei tifosi. C'è sempre una parola per i tifosi, sia in casa che in trasferta. Seguite anche le nostre di pagine sui social, Il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, e Il Popolo del Calcio, che è il blog dove ci sono tante storie, tanti ricordi e anche gli approfondimenti sulla Serie A attuale, sulle maglie e sul fantacalcio. La rubrica Che fine hanno fatto torna la settimana prossima con una nuova squadra da analizzare e da ricordare. Ciao a tutti!